Nella giornata di ieri, presso il Palazzo Territoriale del Governo, la Prefettura, il viceprefetto Elisa Vaccaro, su delega del prefetto di Agrigento Filippo Romano, ha presieduto un'ulteriore riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione sulle attività di spegnimento degli incendi tuttora in atto nel comune di Licata, interessata lo scorso 20 gennaio da un incendio di vaste dimensioni all'impianto di stoccaggio rifiuti sito incontrato a Bugiates e posto sotto sequestro nel 2022 dall'autorità giudiziaria. Nel corso della riunione si è preso atto della prosecuzione dell'attività di spegnimento dei cumuli di rifiuti che si trovano all'interno dell'impianto posto sotto sequestro e del cambiamento delle condizioni climatiche che hanno favorito lo spostamento della cappa di fumo dal centro cittadino verso il mare, migliorando così la percezione della qualità dell'aria da parte dei cittadini. Per garantire la continuità dell'intervento fino al risultato dello spegnimento definitivo, i Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente con mezzi e uomini con turnazioni per la copertura delle intere 24 ore, nonostante le difficoltà dello scenario operativo dovuto ai limitati margini di spazio e di manovra e ai fronti di accesso al sito. Ulteriori eventuali interventi con mezzi aerei saranno effettuati solo ove possibile, a seguito delle valutazioni tecniche e di conseguenza degli organi preposti. L'amministrazione comunale di Licata, d'intesa con l'ARPA e l'ASP, continuerà a monitorare la situazione al fine di adottare le misure e le ordinanze idonee alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.